Dunque è iniziata la partita Fanola-San Martino contro il Ponte Casadaste Milano. Primo possesso è per le Lupe che cerca il passaggio, la palla torna a Novati che prova a buttarsi dentro, il giro e tiro di Novati, chiamano palla sotto, c'è la pressione ancora di Guarise, Toffali allora prova ad andare dentro fino in fondo, scorer della formazione lombarda, oltre 19 punti di media in questo campionato. Dall'altra parte Rado si gira a centro area, il buon appoggio di sinistro da fuori per Mandelli, marcata da Guarise, prova il pallone sotto per Cicici, va Novati che tenta la conclusione, esce Peserico con un po' di spazio, il palleggio, il resto e tiro, è corta la sua conclusione, tocca in rimbalzo però a Rado, Guarise la prima, c'è il movimento di Mandelli che ora riceve palla, buono il giro di palla dell'attacco milanese, sbagliato come mira, dall'altra parte Toffali, il buon pallone per l'appoggio al vetro di Guarneri, prova a correre, il pallone sotto per Varaldi, marcata da Novati, Varaldi prova a girarsi, riesce a concludere bene, marcata da Mandelli, dà per Varaldi, prova la finta, si butta dentro Varaldi, l'appoggio è corto però il rimbalzo di Pini che segna, Pini, e allora Mabiglia dà per Antonello, ancora Mabiglia, riesce a entrare fino in fondo Claudia Mabiglia, playmaker classe 2001, ora è Toffali che semina la difesa, si butta dentro e 2-2 il parziale nei primi 3 minuti di questo secondo quarto. Ora ancora una palla persa da San Martino, Toffali tutta sola va a concludere, non va, il rimbalzo è di Nezzai, ma Mabiglia ci prova a lanciare dall'altra parte Antonello per Fontana, si arresta dalla media distanza con Mandelli, prova a scambiare ancora Novati, Stilo ha un po' di spazio, ci prova, a segno. E in campo c'è anche Giulia Pagani con il numero 10, dall'altra parte Guarise ancora prova il mismatch con Dell'Orto, Guarise si gira bene, sbaglia invece il secondo e dunque 17-21 il punteggio, dall'altra parte prova ancora a correre San Martino, Fontana stavolta riesce ad andare a segno, 20-21, mancano 3 minuti e 30 al termine della seconda frazione, qui c'è il recupero di Guarise che va fino in fondo a realizzare il sorpasso, 22-21 per il Fanola ed è il primo vantaggio dell'incontro per le Lupe che ora rubano palla ancora con Fontana, un altro canestro, un altro fallo, poi ancora Guarneri a scaricare in angolo per Cicici, ci prova da 3 punti a realizzare, va la giocatrice croata, 3 secondi per concludere l'azione, 29 per concludere il primo tempo, la palla per Fontana che ci prova sullo scadere, a segno Anna Fontana, già 10 punti per la giocatrice classe 2004, invece l'ultima azione sarà con tutta probabilità per Milano, soli 7 secondi da giocare, il pallone è dentro per Guarneri che trova il canestro del pareggio, 28-28, poi il pallone va da Cicic, ancora Toffali, 6 secondi, 5, Toffali va fino in fondo, trova un gran canestro, prova a farsi spazio sotto canestro Nezzai, non riceve, riceve ora invece da Peserico, buono il movimento di Sara Nezzai, mancano 3 secondi, deve provarci Toffali dalla distanza, a segno con la tripla, appena 2 minuti giocati nel primo tempo per lei, vedremo se avrà modo di incidere in questo terzo quarto, ma dall'altra parte Cicic da 3 trova il più 8 Milano sul 30-38, Pini riceve profonda, sbaglia, conquista il rimbalzo e poi prova un passaggio difficile per Varaldi, intercettato dalla difesa, Toffali tutta sola in contropiede ad appoggiare con il brivido, con 9 minuti e mezzo da giocare, ancora tutto aperto, ora il tiro da 2 di Cicic, rientra dunque benissimo formazione ospite, dall'altra parte Pini aiutata dal ferro, la palla per Novati, si fa spazio, si gira e conclude, ora l'ha ritrovato sul 36-45, la palla sotto per Peserico, a segno Alice Peserico, in tutte quelle perse ha comunque sempre lottato fino all'ultimo, raramente ha preso dei parziali pesanti, ora Mabiglia a segno, ci prova Nezzai ancora da 3 punti, a segno Sara Nezzai finalmente, dopo 36 minuti di partita e dopo 13 errori consecutivi il Fanola trova la prima bomba della sua partita ed è quella del -2, 43-45. Guarneri si fa prendere in contropiede in maniera veramente ingenua, San Martino non prende neanche il ferro, rimbalzo per Milano che è già dall'altra parte con Toffali, va fino in fondo, il passaggio
per Guarneri, nuovo -9, 44-53, ma ora è veramente difficile per il Fanola, anche se qui va al recupero Nezzai e da per Amabiglia, ci deve provare da 3 il capitano e a segno, ultimi 40 secondi. Nezzai prova a realizzare, ci riesce, sarà Nezzai, il canestro del -4, nuovo time out, +7 Milano che ora ha 3 possessi di vantaggio e ha messo veramente la parola fine all'incontro nonostante il canestro rapido di Peserico. Va a segno invece con il secondo, 52-57, ora Guarise ci prova da distantissimo, non va, suona la sirena e dunque il Ponte Casa d'Este Milano espugna il campo di San Martino di Lupari, sconfiggendo il Fanola 57-52.